Che Sassari abbia avuto da sempre una vocazione sportiva ai massimi livelli lo sapevamo. Sapevamo anche che ci sono degli organismi, io li definisco tali perché poi è una macchina incredibile, come quelli dell'Endas, no? Ente di promozione sportiva, solo? No. Sociale? Solo? No. Tante altre cose. E tu che ci sei cresciuto? Che cosa ci racconti oggi che sei il referente dell'assessora regionale allo sport Ilaria Portas e in sua vece hai fatto il tuo intervento in questa bellissima mattinata che bontà forse degli interlocutori, della valenza dei progetti ha tenuto tutti seduti fino a tarda ora? Ma sì, hai detto bene Nico, è stata una mattinata molto interessante, l'Endas per me è una seconda casa. E stamattina ho avuto l'onore di poter relazionare davanti a tanti amministratori regionali, al sindaco, a ex sindaci, a presidente di fondazione di Sardegna, perché il lavoro che si sta facendo è un lavoro che va proprio in questa direzione, c'è una sinergia che vede protagonista la regione Sardegna insieme al CONI, insieme alle federazioni e insieme a tutti gli enti di promozione. Con Endas, come detto, c'è un legame particolare, io faccio parte di questa associazione da oltre ormai 25 anni e col primo presidente Stefano Perrone, poi con Andrea ormai c'è un rapporto familiare. Sono convinto che la stessa direzione la porterà avanti la neopresidente eletta Maria Grazia Sedda, a cui vanno gli auguri del mondo della regione, mio particolare ma anche dell'assessore Ilaria Portas, e continueremo a lavorare con questa sinergia perché il territorio, la regione ha bisogno di sport, ha bisogno di politiche sociali, ha bisogno di questo tipo di lavoro sinergico e quotidiano che porterà sicuramente la nostra popolazione, i nostri cittadini a stare meglio all'interno di un percorso salutare e salutista di cui abbiamo veramente bisogno. Regione che si sta distinguendo per le sue assegnazioni per quanto riguarda per esempio il rimettere in ordine dell'impiantistica sportiva, giusto qualcosa che insomma sappiamo già, ma poi soprattutto dei bandi che sono indirizzati a tutti, non c'è più la squadra che deve eccellere piuttosto che non, o lo sport che deve primeggiare. Questo è un segnale di veramente grande apertura dove l'impegno sarà anche, come posso dire, elargito a molte più società con la prevalenza chiaramente di quello che si fa. Cioè, diciamocela tutta, sono finiti i tempi dove uno presentava un elenco di soci e poi scoprivi che molti probabilmente non facevano parte più neanche della vita terrena, ecco, giusto per dirlo. Esatto, quello che si sta cercando di fare, hai detto bene tu, è cercare di rendere gli interventi radicali in tutto il territorio. I due bandi che abbiamo fatto sull'impiantistica sportiva, il primo da 50 milioni di euro rivolti ai comuni e il secondo da 4 milioni di euro rivolti alle associazioni, ha avuto dei risultati clamorosi. Sono arrivate oltre 310 domande da tutti i comuni della Sardegna e oltre 130 domande da parte delle associazioni. Un investimento complessivo che siamo convinti che nelle prossime annualità riusciremo a portare avanti facendo scorrere i bandi e portando avanti delle graduatorie che sono finalmente, come dicevi tu, oggettive, cioè si basa sulla progettualità, sulla territorialità e sul fatto che queste strutture devono essere sicuramente vissute e non essere, come purtroppo tante volte è successo, delle cattedrali nel deserto che poi non hanno portato alcun risultato. Buon lavoro. Grazie, grazie. Poi una volta